Ciao cara, guarda, non ti puoi immaginare quello che mi è successo ieri sera. Da una parte sono contenta, però dall'altra sono sconvolta. Niente, praticamente quando mi sono trovata davanti a lui e mi ha guardato con degli occhi pazzeschi che non so descrivere e poi mi ha messo la praticamente io stavo tipo con le mani giunte che pregavo. Prima mi ha messo una mano sulla fronte, dopo che mi ha guardato con uno sguardo che non ti so descrivere, e poi mi ha messo un'altra mano sulle mie mani giunte in preghiera e io in quel momento ho sentito una scarica elettrica, un'energia, per cui mi sono sentita svenire per questa fortissima scarica elettrica e mi hanno disteso sul pavimento. Dopodiché mi si sono totalmente paralizzate le braccia. Io avevo le braccia totalmente paralizzate, presente come i morti quando stanno nella bara con le mani intrecciate in preghiera. Io ero in quel modo e non riuscivo a muovere le braccia e sentivo una scarica elettrica lungo tutte le braccia che erano diventate totalmente immobili e a un certo punto io non facevo altro che urlare, piangere, urlare, non lo so manco io perché, e sono stata sdraiata sul pavimento per tipo 10 minuti a piangere, a urlare e le braccia non le riuscivo a muovere in nessun modo, c'erano pervase da una scarica elettrica. E a un certo punto lui si è chinato su di me dopo qualche minuto e praticamente mi ha rimposto le mani, questa volta sull'intestino e sullo stomaco e l'intestino, insomma, e ha premuto forte e mi è arrivata un'altra scarica elettrica nell'addome, nell'addome, nell'intestino e allo stomaco. Intanto le mani erano totalmente, le braccia erano totalmente paralizzate e io non le riuscivo a muovere. Sono stata là per tantissimo tempo sdraiata a piangere, a urlare perché io non mi riuscivo ad alzare perché avevo questa scossa elettrica alle braccia e non le muovevo. Poi dopo un po' lui mi ha tirato su e mi ha soffiato per 3 volte, però quando lui mi ha tirato su di nuovo mi ha ritoccato sia la fronte che le braccia e di nuovo sta scarica elettrica fortissima, a che io ho iniziato a urlare e cercavo, le gambe erano l'unica cosa che potevo muovere e cercavo lui mi veniva incontro di nuovo e io mi allontanavo mi allontanavo e urlavo, non lo so perché, e lui allora mi ha soffiato 3 volte sopra e praticamente mi ha soffiato 3 volte e di nuovo mi ha ritoccato la fronte e le braccia. Io ho urlato con tutte le mie forze e mi sono messa a piangere e mi hanno fatto sedere questa volta sulla panca e qualcuno ha recuperato la mia borsa che era rimasta dove io mi ero sdraiata perché io non riuscivo a muovere le braccia e mi hanno seduto sulla panca e io non facevo altro che piangere e urlare e queste braccia che io non riuscivo a muovere che erano piene di una scarica elettrica e piangevo e urlavo e mi veniva pure da vomitare, però non ho vomitato. E poi, dopo qualche minuto, ho incominciato piano piano a riuscire a muovere le mani, aprire e chiudere le mani e sentivo però ancora questa scarica elettrica e Isabella mi si è messa vicino, mi ha guardato la faccia e mi ha detto che io mi si erano cambiati i connotati, avevo una faccia totalmente diversa e piano piano sono riuscita a iniziare a muovere, ma con grande difficoltà, le mani fino agli avambracci erano ancora tutti paralizzati, pervasi da sta scarica elettrica. Piano piano ho iniziato a recuperare la mobilità degli avambracci, ma quando lui mi si avvicinava di nuovo io sentivo una scarica che non me li faceva muovere, anche se lui stava vicino a me senza che mi toccasse. Fino a che poi piano piano, piano piano
mi sono, cioè, questi avambracci li sono riusciti a muovere, però sempre che c'era un residuo di scarica e li aprivo piano, molto lentamente, con molta lentezza le mani. E poi se uno mi ha preso per mano perché c'era una preghiera in cui si alzavano tutte le mani e ci si prendeva per mano, ma io, cioè, la mano era una specie di peso morto ancora che tremava per le scariche elettriche. E poi piano piano, siccome Nella poi aveva fretta, sono riuscita a prendere la borsa, anche se avevo ancora le mani percosse da una scarica elettrica, tutte pervase da sta scarica, e mi sono avvicinata, cioè sono andata verso l'uscita e poi verso la macchina, che niente. Poi Nella mi ha detto se era la mia prima esperienza di questa cosa, io gli ho detto di sì, che anche quando il Padre Pius mi aveva presso le mani non mi era mai successa una cosa così. E ha detto Nella che a lei non è mai successo, neanche Isabella ha avuto l'abbandono, niente, non ha sentito nessuna scarica, non si è dovuta sdraiare, niente. Ma mi sono spaventata di me stessa che urlavo, piangevo e urlavo, soprattutto quando lui mi si avvicinava, io piangevo e urlavo. Stamattina non sento più gli spasimi dolorosi all'addome, non ho avuto il reflusso stanotte e mi sento come se mi fossi liberata di una specie di tuta di piombo. Stamattina sento le braccia molto leggere. Isabella si è spaventata perché le mani avevano cambiato di colore, avevano tutte delle chiazze bianche. Le ha visto pure lei, ha detto: Ma che hai fatto alle mani? Erano piene di chiazze bianche, come se veramente mi fossi beccata una scossa elettrica. Stamattina sono ritornate del colore normale. Guarda, non ho parole, sento ancora un qualcosa di calore a livello dei polsi e degli avambracci, un po' anche nei palmi delle mani. C'è un residuo di calore, però non hanno più tutte quelle piccole chiazze bianche che avevano ieri sera. Un'esperienza sconvolgente, molto liberante anche, da rifare sicuramente, ma anche molto sconvolgente. Non pensavo a Isabella che diceva chissà te che cosa ti hanno fatto, che cosa ti hanno fatto. Non lo so, forse qualche maleficio alla mia famiglia dovuto all'invidia. Non lo so, so solo che mi sento meglio rispetto a ieri. Mi sento molto meglio, più pacificata e serena.